Ciao ragazzi, come promesso oggi sono tornato in Lessinia per completare il quadro relativo alla pecora brogna della Lessinia, animale a triplice attitudine per il latte, per la lana e per la carne. Ed è proprio per quest'ultimo aspetto che oggi vi faccio conoscere Aurora e suo marito Diego che lavorano qui. E loro sono macellai e gastronomi, sono stati tra i primi a credere nella rivalorizzazione della carne di pecora e i primi a mettere in lavorazione la produzione di luganeghe e ragù di pecora che vedremo nascere oggi, perché Aurora su è già all'opera e pensate che lei alla carne di pecora una volta nemmeno si avvicinava. Io non ho mai neanche assaggiata la pecora, quindi carne ovina zero. Poi quando mi è stata proposta questa razza brogna, ho riscoperto un nuovo gusto che non pensavo neanche di avere. È una carne delicatissima, morbida, bella polposa, non che lega il gusto. Anzi, devo dire che l'odore classico di selvatico proprio non si sente quasi nemmeno. E quindi ho cominciato a sperimentare qui nella mia bottega diversi elaborati, dalla pasta fresca alle luganeghe, al ragù, che anzi è stato il primo esperimento che ho voluto provare proprio per esaltare il gusto della razza brogna. E com'è stato il riscontro? Inizialmente, devo essere sincera, è un po' restio, ma la cosa va raccontata, va spiegata, perché come è successo a me, non è stato un amore a prima vista, può essere successo anche agli altri clienti, alle altre persone che affrontano per la prima volta questa pecora di razza brogna. Però è davvero un gusto delicato e infatti anche tante persone si sono anche quasi convertite, ecco, nell'assaggiare, nel provare diverse cose, e quindi anche lo stimolo è maggiore per me per continuare a sperimentare e creare nuovi prodotti da portare a tavola. Già, la carne va raccontata, va spiegata e allora va detto che quella di pecora brogna è un presidio slow food. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo riconoscimento viene attribuito a quei prodotti che per identità territoriale, per storicità e per caratteristiche organolettiche presentano dei requisiti di unicità. E poi va detto che è una STG, una specialità tipica garantita. E questo che cosa significa? Significa che i prodotti che vengono compresi sotto questo marchio vengono lavorati seguendo metodi di produzione tradizionali e tipici di una ben delimitata zona geografica, anche se i prodotti possono non nascere in quelle zone. Tradotto in termini pratici vuol dire che la pecora brogna della Lessinia è allevata e poi lavorata rifacendosi all'esperienza della storia prima e della professionalità degli operatori oggi, che garantiscono così la filiera. Insomma, è la storia che continua secondo i crismi di genuinità, sapore e salubrità. Questa carne comunque veniva anche consumata dai nostri avi, quindi c'è dietro un ricco patrimonio storico che bisogna essere consapevoli nel valorizzare. Si era perduto? Si era perduto, sì. E diciamo che con questa razza brogna che una volta era in via d'estinzione, e grazie all'Associazione per la promozione e tutela della pecora brogna si è riusciti a portarla, diciamo, a tutelarla, grazie anche al presidio Slow Food, e quindi adesso è una razza non più in via d'estinzione ma a limitata diffusione. Nel corso degli anni si è un po' perduto questa usanza di portare a tavola la carne ovina, ma negli ultimi anni è stata riscoperta e valorizzata proprio perché è una carne molto semplice che ha sfamato i nostri avi, e soprattutto qua nel territorio della Lessinia. Una volta non credo che ci fosse stata famiglia che non avesse nel proprio cortile una pecora, e per cui era proprio usanza, era d'obbligo. Sopravvivenza allo stato puro. Come tutte le cose, da necessità diventa virtù.
esatto, virtù e prelibatezza soprattutto, e unicità. Insomma, anche la carne, come la lana, è una risorsa riscoperta che tra l'altro si può assaggiare già oggi nei menù di diversi ristoranti della Lessina, cosa che potrete fare anche voi a Friendship, ovvero il weekend del 14, 15 e 16 aprile proprio qui a Bosco Chiesa Nuova. E scoprirete così anche voi che cucinare questa carne non è soltanto semplice, ma stimola una certa creatività. Per quanto si possa pensare come posso cucinarla, sono le classiche domande magari che mi fanno. In realtà è molto semplice, come tutte le altre carni d'altronde, e io la propongo tutto l'anno, in particolar modo poi durante le festività di Pasqua e Natale, però può permettere qualsiasi utilizzo, quindi si può cucinare un buon arrosto, dello spezzatino, appunto come dicevo prima anche delle luganeghe da fare ai ferri, oppure la luganega sbriciolata all'interno di una pasta asciutta o anche semplicemente in un risotto cremoso, quindi usare anche un buon riso vialone nano del territorio e valorizzare in questo modo. Poi propongo anche la pasta fresca, quindi i raviolotti con il ripieno di pecora brogna e una piccola quantità di ricotta, e il ragù con le pappardelle o comunque con una pasta all'uovo bella carica, ecco.